Si chiama Una vita da social ed è l'ultima campagna che la polizia, in particolare la polizia postale, ha indirizzato verso i giovani per un uso consapevole dei social network. Ci siamo resi conto che i social network sono estremamente utilizzati dai minori, ma i minori in qualche modo sono vittime di reati che subiscono sulla rete e a volte loro stessi li commettono. I giovani e i giovanissimi hanno una grande facilità nell'utilizzo della tecnologia, ma questo non significa che siano consapevoli dei rischi ai quali vanno incontro. Si confonde la facilità che i nativi digitali hanno di interfacciarsi con le nuove tecnologie, le nuove piattaforme di comunicazione da quella che è l'attenzione per la sicurezza. La sicurezza viene sempre percepita un pochino come una perdita di tempo. La consapevolezza del significato delle proprie azioni è ciò che si cerca di insegnare anche ai più giovani. La cosa più importante è proprio non tanto indirizzargli su ciò che puoi fare e ciò che non puoi fare, ma dargli quel sistema di valori tale per cui lui si rende conto di ciò che è bene e ciò che è male. 3 le tappe venete già fissate del tour della campagna, con una quarta in preparazione. La prima tappa è il 14 a Padova, in Prato della Valle. La seconda tappa sarà qui a Venezia, a Mestre, presso la piazzetta Coin. La terza tappa è invece prevista nella frazione di Onigo a Pederobba, in provincia di Treviso. All'iniziativa partecipano anche i 2 comici veneziani Carlo e Giorgio, che hanno preparato un video per l'occasione. Il camion della campagna sarà attivo in ogni tappa per diverse ore. Dalle 8:45 fino alle 16:30, aperti alle scuole e naturalmente alla cittadinanza. Probabilmente la cittadinanza avrà più comodità a fruirne nelle ore pomeridiane, quando le scuole avranno fatto ritorno verso i loro istituti.